con Pisa Spin, al pari di settimi mollo con Pilar dei Veltri, Penelope Spa lungo la corda, Penelope Spa, Perge del Rio, Playboy Wind nell'ordine, poi Pepe Vita lungo la corda. Scatta subito Playboy Wind che, entrando in piegata, inizia a liquidare l'affair Penelope Spa per andare al comando. Sul tabellone ci sono ancora tutti i parziali della corsa precedente, ma nessun riferimento di questa. Si esce così dalla piegata con Playboy Wind che continua avanti a Penelope Spa, ed ecco la mossa di Paco Rabanne, forse un po' in anticipo, tanto nel gruppo l'errore di Pilar dei Veltri. La squalifica per Pilar dei Veltri, Paco Rabanne lato di Playboy Wind, poi Penelope Spa e Perge del Rio in linea, quindi all'esterno la squalifica per Playboy Wind, Paco Rabanne così al comando su Perge del Rio. Sbaglia Pisa Spin, anche Pisa Spin a tabellone, nelle orecchie Pepe Vita, via uno avanti l'altro, la sagra delle rotture. Paco Rabanne anche Pontida a tabellone, Paco Rabanne continua su Perge del Rio, non abbiamo il completamento del giro, se ci si dimentica di cancellare i tempi precedenti. All'avanguardia Paco Rabanne, in seconda posizione all'esterno ora Privacy de Gloria su Perge del Rio, Penelope Spa, poi Peppe della Corte, l'errore di Perge del Rio, stregata questa corsa. Paco Rabanne avanti a Privacy de Gloria. Paco Rabanne, Privacy de Gloria nell'ordine. Privacy de Gloria che prova l'attacco a Paco Rabanne. Sembra ancora potersi mantenere agevolmente in quota Paco Rabanne, ma Privacy de Gloria passa su Paco Rabanne, Penelope Spa, Peppe della Corte e poi in ultima posizione non c'è più nessuno, perché passa Perge del Rio già squalificato, per cui 7, 8, 1, 4 sono gli unici 4 numeri che hanno passato il palo d'arrivo. Ne abbiamo parziali, tempo totale e ragguaglio al chilometro, ma è certo che questo Privacy de Gloria